Racalmuto alla Casa Museo Sciascia è stata inaugurata l'opera Todo Modo dell'artista siciliano Andrea Vizzini. Andrea Vizzini, ritorno a Regalpetra, a Casa Sciascia, una sua opera dedicata allo scrittore di Racalmuto, accoglierà i turisti che visiteranno questo luogo della memoria e dell'identità siciliana. Mi fa molto piacere, indubbiamente. Ecco, lei ha conosciuto Sciascia alla Noce negli 86, intendo un suo ricordo dello scrittore. Il ricordo è stato indelebile anche perché poi successivamente a quell'incontro a Casa Noce siamo rimasti d'accordo che ci vedevamo a Milano e tutte le volte che lui andava a Milano mi chiamava e io mi mettevo a disposizione la mia auto e quindi chiacchierate interminabili per raggiungere mete che magari non erano state stabilite e in varie circostanze ci siamo anche incontrati, siamo andati a mangiare insieme anche con altri personaggi. Uno di questi mi ricordo che è stato Salvo Mangione, un pittore che a quell'epoca era molto in voga, anche molto importante e che presumo che lo abbia contattato perché voleva un testo scritto da lui che non so poi come è andata a finire. Ecco, ci racconti un po', in breve ovviamente, quest'opera, lo scrittore seduto che accoglie, come dicevo, lo sguardo di chi arriva in questa casa, la sua casa. Sì, questo è stato proprio un fatto casuale perché quando ci siamo incontrati gli ho fatto vedere un mio catalogo e mi ha detto che gli sembrava una pittura molto cristallina, molto nitida. Gli ho detto che non facevo soltanto quelle cose, che erano prevalentemente degli ambienti, i cosiddetti interni teoretici, ma che facevo anche dei ritratti e che mi sarebbe piaciuto fare un ritratto a lui. Lui immediatamente ha declinato, a dire no perché si tratta di stare ore fermo, eccetera. Io ho detto no, professore, adesso non si fa più così. Ho trovato che c'era una sedia di quelle da giardino, bianca, che è quella rappresentata appunto, ho detto lei si sieda là un attimo, si metta nella sua posizione più normale, io le faccio un paio di fotografie con il mio cellulare e poi vediamo che cosa nasce fuori. Ah, dice vabbè, allora se è tutto qui lo sforzo, perché altrimenti non avrebbe voluto né posare né fare altro. E così è venuta fuori che ho fatto delle fotografie, in un primo tempo ho fatto un'opera che era originariamente destinata alla fondazione, ma poi per vari motivi è rimasta alla Noce e adesso c'è questa situazione che è impostata sempre sul gruppo di fotografie che a suo tempo avevo fatto io. Questa è sicuramente una bella iniziativa e dobbiamo dire grazie a Pippo Di Falco che è riuscito a salvare un bene dell'identità e della memoria siciliana come la casa in cui lo scrittore Sciascia visse dal 1923 e sino al 1958-59 quando si trasferì ad Agrigento. Proprio perché per quello che ha scritto Sciascia, e cioè che si è come si è nei primi 10 anni di vita, che contano quelle suggestioni, quelle impressioni, quelle sensazioni. Questa casa ha avuto una grande importanza con lui, è il luogo in cui è cresciuto, in cui poi ha vissuto da sposato con le figlie, in cui ha scritto Le parrocchie di Regalpetra, una narrativa denunzia delle condizioni di un paese dell'entroterra siciliano, vissuto proprio da qui, da un bambino cresciuto con le zie e con il nonno. Un'operazione culturale molto significativa portata avanti anche con la collaborazione del giornale Malgrado Tutto e dell'Associazione Strada degli Scrittori. Sia Racalmuto, la comunità di Racalmuto che la comunità letteraria nazionale ed europea oggi hanno un bene in più da conservare e valorizzare. Lillo Sardo nel 1986, sindaco di Racalmuto, ha accompagnato Andrea Vizzini, giovane Andrea Vizzini, a casa di Leonardo Sciascia. Ecco, cosa ricorda di quell'incontro? L'amministrazione insieme a Sciascia, tra tutte le manifestazioni che facemmo in quel periodo storico, ne facemmo uno che riguardava la Festa del Monte. Avevamo deciso di fare un manifesto promozionale della Festa del Monte. E Sciascia disse facciamo allora un concorso di pittura dei siciliani e fece 4, 5, 6 nomi, non ricordo Maurilio Catalano, Cazzanica e qualche altro, non ricordo altri. Tant'è che io dico, ma perché non invitiamo pure i Vizzini? Dico, non è qua in Sicilia ma è siciliano, per cui vive a Jesolo.
E lui ricordò benissimo, dice sì lo conosco, lo conosceva dal punto di vista della pittura, non personalmente, perché è uno bravo a fare i cavalli. E facemmo questo concorso, il concorso lo vinse, il concorso è stato vinto nel mese di maggio e poi nel mese di luglio, quando chiaramente c'era la festa, lui venne e in quell'occasione avevamo fatto pure il gemellaggio con la città di Hamilton e feci conoscere fisicamente Sciascia con Andrea Vizzini. Ricordo ci sono delle passeggiate in piazza e poi siamo stati in campagna dove lui ha avuto modo di far conoscere, di presentare alcuni cataloghi di tutto quello che era il lavoro che aveva fatto Vizzini in questi anni, tenendo presente che i cavalli che Sciascia ricordava erano del 1965, cioè sto ragazzo aveva 14-15 anni, per cui vedete Sciascia come era attento a tutto quello che succedeva nella città di Caltanissetta dal punto di vista culturale. È un fatto molto importante, il quadro ritrae Sciascia. Tutti quelli che vogliono venire a visitare, che verranno a visitare la casa la vedranno, sono naturalmente tutti invitati, non possiamo fare degli inviti specifici, ma facciamo proprio un invito di carattere generale per visitare sia la casa Sciascia e nella casa di Sciascia è contenuta questa opera molto importante di un artista che ha conosciuto molto bene Sciascia, a cui Sciascia ha fatto anche delle prefazioni e lo ha tenuto in molta considerazione.